2019 la compagnia Soggetti Smarriti. E quindi la compagnia Soggetti Smarriti di Treviso, la vincitrice della 31esima edizione del Festival Nazionale Maschera d'Oro. La formazione della marca ha convinto la giuria con lo spettacolo Tramonto di Renato Simoni per la regia di Franco De Maestri, che ha avuto la meglio rush finale sulle sue più dirette avversarie. Il gruppo Giovani 2000 di Brescia con il musical Nel Regno di Oz per la regia di Alessandra Portesi e Gisella Brunetti e il Teatro dei Dioscuri di Salerno in lizza con Uomo e Galantuomo di Edoardo De Filippo per la regia di Antonio Caponigro. La proclamazione è avvenuta sabato 30 marzo al Teatro San Marco di Vicenza nel corso di una serata di gala condotta con simpatia dalla giornalista Elisa Santucci e da Aldo Zordan, presidente del festival e vicepresidente nazionale FITA. Tra i registi vittoria di Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia del Nuovo Teatro Stabile Mascalucia di Catania in concorso con Irma di Federico Garcia Lorca, spettacolo che ha conquistato anche il premio di gradimento del pubblico. Fra gli attori protagonisti Maschera d'Oro a Martina Romeo della Barcaccia di Verona in concorso con La serva amorosa di Carlo Goldoni e Antonio Caponigro del Teatro dei Dioscuri di Salerno. Fra i caratteristi successo di Rachele Lavarda della Ringhiera di Vicenza con 6 personaggi in cerca di autore di Luigi Pirandello e di Andrea Archetti, Maurizio Crotti e Lorenzo Stabile del gruppo Giovani 2000 di Brescia, che ha vinto anche fra i giovani con Alessia Multari. Tra gli allestimenti infine primo posto del GAD Città di Trento per Oh che bella guerra di Luigi Lunari. Al concorso di critica teatrale La scuola e il teatro, vittoria di Emma Gasparato dell'Istituto Masotto di Noventa Vicentina, seguita da Giulia Toffoletto e Anita Savegnago del Boscardin di Vicenza. Il premio Renato Salvato è invece andato alla memoria a Mario Lucchini, a lungo attore, regista e dirigente FITA vicentino, veneto e nazionale. La conclusione della serata ha visto sul palco coro ed ensemble strumentale di Vicenza diretti dal maestro Giuliano Fracasso in un programma di colonne sonore con finale a sorpresa affidato ad Alessia Multari del gruppo Giovani 2000. Numerose le autorità presenti accolte dal presidente di FITA Veneto Mauro Dalla Villa, fra gli altri il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, il dirigente scolastico territoriale Carlo Alberto Formaggio, la consigliera regionale Alessandra Moretti, Luciano Righi e i presidenti dell'Umpli provinciale Bortolo Carlotto e della COFAS Gino Tarter. Per Confartigianato Imprese Vicenza hanno partecipato il presidente Agostino Bonomo, il vicepresidente Gianluca Cavion ed il presidente di Fidi Nord-Est Luigino Bari, mentre per FITA Nazionale il presidente Carmelo Pace e i componenti di giunta Giuseppe Minniti e Pasquale Manfredi. Ringraziamenti sono andati a tutti i partner di questa grande edizione del festival, tra i quali Regione del Veneto, Comune di Vicenza, il Giornale di Vicenza e FITA Nazionale, e ai patrocinatori come Provincia di Vicenza e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Un grazie particolare a Confartigianato Imprese Vicenza, storico partner della Maschera d'Oro. Sabato 25 maggio il suo 25esimo Faber Teatro aprirà alla compagnia Soggetti Smarriti le porte dell'Olimpico di Vicenza, teatro coperto più antico del mondo. Allora, una serata magnifica che ti fa dimenticare tutte le fatiche per arrivare a questo punto, a giusta conclusione, a bella conclusione di una manifestazione, oserei dire eccezionale. Sono molto restio nel usare i superlativi, però credo che per questa manifestazione bisogna usarli. Abbiamo assistito a 7 spettacoli presentati da grandi compagnie che ci hanno fatto vedere degli allestimenti stupendi. Adesso con la compagnia vincitrice, appuntamento al Teatro Olimpico il 25 di maggio per rivedere lo spettacolo Tramonto di Renato Simoni, che è stata lo spettacolo vincitore. E qua è d'obbligo un ringraziamento a Confartigianato Vicenza, perché anche quest'anno ha avuto fiducia e ci ha dato credito e ci ha affiancato con questo premio che è sicuramente la ciliegina sulla torta della manifestazione. Quest'anno ricorre oltretutto il 25ennale, quindi festeggiamo le nozze d'argento connubio FITA e Confartigianato. Ne approfitto anche per ringraziare la Regione e il Comune di Vicenza, oltre al Giornale di Vicenza che ci ha reso felici con il loro sostegno. 25 anni che Confartigianato e FITA Teatro mettono insieme, organizzano insieme, si danno da fare per questa iniziativa
che devo dire sta crescendo sempre di più. Io credo che il grande connubio tra artigiano, che è anche un po' artista, il mondo dell'arte, che è quella che poi viene rappresentata sul teatro, devono andare di pari passo. Inoltre c'è una grande fonte di lavoro, perché tutto ciò che viene fatto sul palco ha bisogno a monte di un lavoro di elettricisti, di costumisti, di falegnami, di persone che creano le scenografie. Credo che sia un gran bel modo per sostenere anche questo comparto che lavora all'interno del mondo dell'arte. Ancora una volta siamo stati testimoni non solo di una manifestazione di alto livello artistico, ma di una manifestazione che è la rappresentazione di quanto il teatro, e il teatro amatoriale in particolare, riesce ad unire tanti territori, tante storie, tante tradizioni. Il vedere non solo le compagnie provenienti da tante parti d'Italia che hanno sfilato sul palco, hanno ricevuto tanti premi, ma soprattutto vedere le compagnie insieme nel pubblico, una che approvava e applaudiva l'altra. Questa è una grande testimonianza di quando il teatro possa unire, al di là di quelle che sono le storie diverse che ci possono essere in tante regioni d'Italia. E consentitemelo dire, è un orgoglio che il nostro teatro possa essere utile e bello anche per questo motivo. Con grande soddisfazione ancora una volta siamo stati qui ad assistere ad una conferma di una grande federazione, di una grande Fita Veneto che riesce da tanti anni a portare avanti questa manifestazione, ma soprattutto a che questa manifestazione abbia sempre degli alti livelli anche artistici. Quindi la presenza di tutto il nostro direttivo nazionale qui non è altro che un riconoscimento e un ringraziamento di quanto Fita Veneto ha fatto negli anni e continua a fare, e sicuramente continuerà a fare negli anni a venire. E quindi siamo tutti con loro e siamo tutti insieme a portare avanti la Maschera d'Oro. Serata conclusiva del 31esimo Festival Maschera d'Oro, concluso con un bellissimo spettacolo musicale, festival ancora meglio degli altri, se si può dire, perché ogni anno la qualità, direi, è assolutamente eccellente ed eccezionale. Anche quest'anno difficilissimo scegliere da parte della giuria le compagnie, tra le compagnie quali si è giudicata la maschera, perché appunto gli spettacoli erano tutti quanti di estrema elevata qualità. La Maschera d'Oro, appuntamento fisso ogni anno e festival di punta e manifestazioni di punta per quanto riguarda le iniziative del Comitato regionale Fita Veneto. Tra queste segnaliamo un'iniziativa importantissima che partirà a giugno ed è rivolta ai giovani dai 18 ai 30 anni che vogliono utilizzare lo strumento del teatro in ambito sociale. Infatti a giugno, i primi giorni 6, 7, 8 e 9 giugno svolgeremo ad Adria, unica sede nella regione del Veneto in partnership con i comuni di Monticello e Monteotto, il progetto Fondamenta della Federazione Italiana Teatro Amatori, promosso in tutta Italia, che coniuga l'utilizzo del linguaggio teatrale nell'ambito sociale. Chi fosse interessato chiaramente può mettersi in contatto con la segreteria anche a partire dai prossimi giorni, ancora prima del lancio del bando di partecipazione. Noi siamo felicissimi di questo premio che condividiamo proprio con tutti, perché il premio alla compagnia, per cui per noi è fondamentale, perché si arriva soltanto se tutti lavoriamo, se tutti ci impegniamo con grande amore e dedizione. Questo testo era un testo molto difficile, molto intimista, molto particolare, e quello che noi doniamo al pubblico, non solo noi stessi mettendoci a nudo, è anche la capacità di riflessione in noi stessi che ci potremo trovare in una di quelle situazioni, e il pubblico, perché ognuno del pubblico potrebbe essere quella parte che noi abbiamo esaltato, e di conseguenza se siamo riusciti a dare un segnale, se siamo riusciti a dare un sentimento e a trasmetterlo e a far riflettere qualcuno sulla condizione della donna, sull'uomo, su questa madre particolare, sullo smarrimento del Novecento dell'uomo, noi abbiamo fatto centro. Qui ringraziamo chi ci ha accolto, il teatro, l'organizzazione. Siamo appena nati, eravamo smarriti, oggi invece siamo più centrati. Grazie. Evviva i soggetti smarriti!